È la prima volta dopo tanti e tanti anni che la maggioranza dei cittadini italiani è contenta che sia nato un governo. Questo si è dovuto a cosa? Al fatto che è stato tolto un premio di maggioranza che falsava il risultato. Prima meno della metà rischiava di avere la maggioranza in Parlamento, adesso invece la metà, più della metà del Parlamento rispecchia più della metà del Paese, e questo lo dimostrano anche le recenti sondaggi che stiamo vedendo in questi giorni, ma non solo, basta andare in giro per i mercati eccetera, c'è veramente, io credo da moltissimi anni, un'area di fiducia, quindi io credo che anche questo aiuterà il governo nel difficile lavoro che ci aspetta, perché leggendo il contratto sono 40 pagine ricche di impegni e che attirano veramente un sacco di aspettative da parte dei cittadini, io per primo come tutti quanti. E sarà impegnativo, ma io credo che proprio questo spirito di fiducia, questa carica di positività darà veramente una grossa spinta al mantenimento di tutti quegli impegni. Logicamente adesso tutti si aspettano la bacchetta magica che abbiamo ricevuto ieri la fiducia, già oggi i migranti dovevano essere rimpatriati, no? Perché questa sarà la retorica dei prossimi anni.